Pala Brunello colmo di persone a Rossano per Rossano Premia. Alla cerimonia erano presenti per ricevere il premio molti studenti meritevoli. Moltissimi giovani, sono oltre 30 gli studenti premiati con la borsa di studio e quindi dalle scuole medie, chiamiamole ancora così, alle superiori, ma soprattutto tantissimi universitari. Lauree in lingue, in medicina, in farmacia, in ingegneria. 110 lode, già alcuni lavorano anche all'estero, altri si stanno già muovendo per lavorare in Italia. Il Comune ha voluto premiare anche 5 giovani per meriti sportivi e il Consiglio degli studenti di cui è stato presentato il logo. Particolarmente attesa è stata la consegna delle chiavi della città al dottor Giulio Bigolin, rossanese di nascita. Da medico in servizio a Bassano ha dato un contributo decisivo per la nascita del numero unico 118. Nato e vissuto a Rossano, perché fino a 25 anni, quando mi sono laureato, ho sempre dormito a casa mia e anche un paio di anni dopo, quindi meglio di così. Adesso poi, non so, mi sono trovato un po' emozionato anche perché proprio nel mio paese avere un riconoscimento così, non so se me lo merito, e insomma sono qua, ecco.